trovo nei pressi di un nuraghe. Allora, io nuraghi ne vedo tantissimi, ma diciamo che non ho quasi mai tempo per documentarli. Praticamente qua siamo nel nuraghe Ola, in territorio. Allora, il territorio dovrebbe essere territorio di Orotelle. Lì abbiamo Oniferi, più sopra Orani. Dovrebbe essere terreno, zona di Orani comunque. Ok, guardate, è bellissimo. Quindi passavo qui per caso e mi sono fermato a dare un'occhiata. Questo è un luogo pieno di storia, ricco di storia. Vediamo se c'è scritto qualcosa qui. Non si vede nulla, guardate. Nuraghe Ola. Non si legge altro. Vediamo qui. Qui c'è un altro cartello. Niente, non c'è nessuna traccia di scritte, di niente, di indicazioni. Guardate un po'. Tutto intorno è campagna. La giornata non è delle migliori, guardate un po', sta per arrivare la pioggia, quindi in 10 minuti vediamo di farci un giretto. Allora, qui tutto intorno abbiamo le tracce del villaggio che circondava il nuraghe. Purtroppo non si vede granché, ma ecco questa traccia circolare, qua c'era il villaggio. Allora, ho portato anche la pila, così se riusciamo a fare qualche ripresa all'interno. Vediamo se si vede qualcosa. Queste sono le scale che portano su, le scale, diciamo piuttosto che un cunicolo. Entriamo dentro. Ecco, sollevate su. Incredibile. Qui abbiamo queste nicchie, ce ne sono tre. Questa dritta davanti a noi, questa a sinistra e questa a destra. Ma io mi chiedo come facevano a trasportare queste pietre enormi, gigantesche.
saliamo su. Bisogna stare attenti a come metti i piedi, perché non sono gradini veri e propri, ma diciamo piuttosto che come un sentiero. Abbiamo una finestrella. Ragazzi, qui abbiamo millenni di storia e questo è il cunicolo che porta su. Ecco qui, guardate. E questa è la visuale che i nostri amici dell'era preistorica avevano quando salivano qui per controllare l'arrivo degli invasori. Qui sicuramente continuava, però è tutto crollato. Ok, andiamo giù. Stiamo attenti a non cimolare. Tutte incastrate queste pietre. Illuminiamo dove mettiamo i piedi anche qui. Dobbiamo stare molto attenti. E questa è l'uscita. Io purtroppo non sono in grado di dare spiegazioni dettagliate riguardo la storia, però qui in Sardegna abbiamo oltre 7000 nuraghi. Questo è ben tenuto. Tracce di volatili. Bellissimi, imponenti. Millenni di storia.
fronte all'ingresso. Allora, qui abbiamo quel poco che è rimasto, le tracce di altre abitazioni, tra virgolette, che stavano intorno al nuraghe principale. Dovete sapere che agli inizi, negli anni 50-60, è stato fatto scempio di questi tesori archeologici perché i tombaroli hanno distrutto tutto. Qua hanno portato via, hanno cercato bronzetti, reperti storici di grandissimo valore, di patrimonio storico inestimabile. Poi qui, come vedete, non so se queste rocce, queste pietre sono state messe in seguito in questa posizione, non lo so, però tutto intorno abbiamo le tracce di un insediamento nuragico dall'età del bronzo, credo. Che dire, la nostra gita per adesso finisce qui. Volevo solo farvi vedere questa meraviglia che ho visto dalla strada. Guardate un po', spettacolo. Ne abbiamo tantissimi in Sardegna, A quanto pare sono circa 7000. Intorno campagna, penso che non tardi a piovere. Va bene ragazzi, grazie della compagnia, ci vediamo alla prossima, d'accordo? Ciao ciao.